Siamo in compagnia di Edoardo Granella, allenatore della BDL Minimotor Correggio, secondo successo consecutivo dopo 2 giornate di campionato, vittoria 5-3 contro il Trissino dopo il successo 3-2 all'esordio contro il Montecchio Precalcino in trasferta. 6 punti nelle prime 2 gare era il bottino che Edoardo Granella si aspettava dalla sua squadra? Aspettare non lo so, la voglia era quella, sì, dopo le partite vanno come vanno, no? La partita di là, Montecchio, è stato difficilissima e anche questa, abbiamo iniziato bene, dopo hanno girato il tabellone, il Trissino, una squadra giovane però che gioca bene e ci abbiamo messo a posto nel secondo tempo. Penso, sì, questa era la voglia, no? Di fare 6 punti nelle 2 prime partite. Ecco, analizziamo un attimo la gara. Lati positivi e lati negativi. Lati positivi chiaramente l'aver sbloccato il match, una gara giocata con personalità e l'aver rimontato uno svantaggio, quindi aver subito una rimonta e aver ricambiato, per uso un termine che non è corretto, però aver risposto con un'altra rimonta. Questo è il primo aspetto, io direi che questo sia il primo aspetto positivo. Aspetto negativo forse sono quei 2 gol e forse quel calo di tensione arrivato intorno al primo gol. Sì, sicuramente sì, non so sia stato dopo sia stato per fare il gol subito o abbastanza presto che l'abbiamo fatto sì, abbiamo calato un po' in difesa, l'atteggiamento abbiamo rilassato, penso che è troppo. Anche la difesa era troppo bassa e niente, hanno arrivato in porta tantissime volte abbiamo cambiato nel secondo tempo, abbiamo alzato un'altra volta la difesa, abbiamo messo l'atteggiamento giusto e dopo abbiamo avuto quella lucidità un po' in attacco che anche oggi il portiere è stato bravissimo di Rubega, però alla fine abbiamo potuto sbloccare la partita. Peccato le punizioni e il rigore che ci fa tanta fatica di fare gol, però quello è un altro aspetto per migliorare. Però a livello di aspetti, settore giovanile, che lo ricordiamo, Edoardo Granella ha anche una responsabilità a livello tecnico di supervisione su tutto il settore giovanile, la buona notizia dal gol di Emanuele Pedroni, frutto del settore giovanile, il gol realizzato da Matteo Olban, l'assist realizzato da Matteo Olban, tutti questi sono ottimi segnali. L'esordio oggi di Tommaso Castiglioni, un altro giovane che anche l'anno scorso aveva giocato partite, però tutti questi piccoli mattoncini fanno sì che il Correggio, malgrado l'assenza di Edoardo Righi e un Gabriel Tudela non al 100%, in entrambi i casi problemi fisici per i 2 giocatori, comunque la panchina resta sempre lunga. Sì, è importantissimo per noi quello, far entrare questi giocatori, che Manu infatti è un giocatore della prima squadra, no? L'anno scorso ha giocato anche tanto, ha segnato tanto, penso che quest'anno sì, Mate ha fatto un passo avanti, magari c'è stata alguna partita che non ha giocato tanto, però adesso che abbiamo bisogno di lui ha giocato anche Montecchio tanto e oggi ha fatto una bellissima partita e dopo anche fa i gol. L'Assis è un giocatore tecnicamente molto forte. Ultima domanda, mercoledì turno infrasettimanale, Centro Palmer Hockey Scandiano, BDL Minimotor Correggio, 2 squadre che si sono già affrontate in Coppa Italia, non ci sono tanti segreti diciamo tra le 2 formazioni, però come si affronta questa gara? Difficile, là sappiamo che è difficile vincere, sono partite tostissime, dura, soprattutto loro che solo hanno fatto un pareggio, hanno bisogno di quei punti e anche noi vogliamo prendere quei 3 punti, no? Perché quello ci dà una tranquillità in classifica importantissima. Andiamo lì a dare il 200% e provarci di vincere, quello sicuro. Grazie a Edoardo Granella, in bocca al lupo per il match di mercoledì. Grazie a voi.